puoi passare anche al rospo. Ah, no. Allora, Aspetta, mezzo passaggio di qua. Avanti. 3, 2, 1. Consigliere Gentilini, sabato il consigliere Tocchetto ha lanciato una provocazione sulla protesta omofoba. Lei vi trovate ai giardini di Sant'Andrea, lei bacia una donna e lei bacia un uomo. Ma guarda, se la Tocchetto ama baciare una donna, pacificamente io non la reprimo, ma al sottoscritto baciare un uomo mi viene solo schifo pensarci. Io sono della vecchia generazione e sono della vecchia guardia, donna e uomo, uomo e donna, basta, non ci sono altri sessi. Senta, ma al di là di questo, la protesta contro l'omofobia dei giorni scorsi, le proteste sulla dichiarazione del sindaco Gobbo, come la vede? Guarda, io sono dell'avviso che ogni essere umano può disporre del proprio corpo, ma deve disporre nelle leggi, e quindi io sono dell'avviso che le fusioni amorose si fanno fra le mura di casa, nei club, ma non nei luoghi pubblici, perché altrimenti daresti anche una cosa vergognosa nei confronti dei bambini e della gioventù.